a nessuno. Ti prometto di non dire niente. Anch'io non dirò niente. E adesso andiamo a giocare. Cosa fate? Pregate. Dovete pregare. I cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Dovete offrire continuamente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Come possiamo noi offrire dei sacrifici a Dio? Di tutto ciò che potete, offrite un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirerete così sopra la vostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà. Ho sentito che hai parlato con l'angelo. Che ti ha detto? Perché mi chiedi questo? Perché io non ho sentito niente. Ho visto quella luce, questo è vero, ma non ho sentito proprio niente di quello che ha detto l'angelo. Ma tu hai detto la preghiera insieme a noi? Ho solo ripetuto quello che dicevate voi. Lucia, voglio sapere quello che ha detto. Te lo dirò domani. Giacinta, dimmelo tu quello che ha detto. Questo è tutto. Ma chi è l'Altissimo? E che vuol dire i cuori di Gesù e di Maria accoglieranno le suppliche che rivolgeremo?